Bentornati in diretta 9.05 del mattino, diamo subito il buongiorno a Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti e tutte. Allora, partiamo subito con una vignetta di Marco Englaro che è appena arrivata, quindi così sorridiamo un po', poi però diamo anche una bella notizia molto interessante di cui ci parlerà il nostro ospite. Allora, te sa che l'8% del vin che se vendi è analcolico, per me is tutti toccai. Bella anche questa. Ringraziamo Marco Englaro per la vignetta quotidiana, per le vignette quotidiane. Allora, diamo subito una buona notizia. Allora, Enrico Sossi, sui campionati universitari, allora, cosa succederà a Trieste? Sì, infatti il prossimo anno in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi sono coinvolti sia l'Università di Trieste che l'Università di Udine, ma di fatto sarà presente in tutta la regione. Torneranno i campionati nazionali universitari dopo ben 18 anni, perché l'ultima volta in Friuli Venezia Giulia si sono tenuti nel 2009, quindi finalmente dopo 18 anni torneranno i campionati nazionali universitari e lo dico anche con una certa soddisfazione perché deriva dal nostro lavoro in Consiglio regionale della nostra consigliera Rosaria Capozzi. Attraverso un nostro emendamento abbiamo stanziato nel bilancio di dicembre 2024 dei fondi proprio per poter presentare, per dare questi fondi ai CUS, che sono i centri sportivi universitari delle università di Trieste e Udine, appunto dare i fondi per poter presentare la domanda. Tra Torino e il Friuli Venezia Giulia è stato scelto il Friuli Venezia Giulia, quindi Trieste, Udine, soprattutto anche Lignano che ha delle strutture sportive di alto livello. Finalmente il prossimo anno avremo modo di avere di nuovo questo evento sul territorio, che chiaramente dà la possibilità ai miei colleghi studenti universitari che fanno parte dei CUS, ma anche a tutti i territori della nostra regione, appunto di poter anche essere valorizzati nuovamente dopo tanto tempo in questa chiave sportiva legata ai giovani. E veramente mi sembra una cosa bella da condividere, perché finalmente possiamo intanto avere anche delle belle notizie relative al nostro territorio e chiaramente qua si parla anche di sport giovani, spesso appunto si parla delle nuove generazioni e anche della formazione, dell'educazione e anche appunto dei contributi che lo sport e la cultura possono dare ai giovani. Ebbene, penso che questa qua possa essere una soddisfazione per tutta la nostra regione e quindi mi pareva giusto condividere questo risultato a cui abbiamo provato anche noi a dare il nostro contributo. Il contributo, fra l'altro insomma è qualcosa che torna, no? Diceva in regione, quindi sì, le esatto. passate edizioni sono state sempre di grande successo in ogni luogo, insomma, dove si sono verificate, esatto, quindi esatto. grande sì, adesione. Tutte le università italiane, i gruppi sportivi delle università italiane arriveranno qua in Friuli Venezia Giulia e effettivamente avremo modo di avere competizioni di un po' tutte le discipline dei CUS universitari in giro per l'Italia e questo qua ovviamente non solo in sé è un evento positivo, chiaramente, perché mette assieme, fa incontrare giovani da tutta Italia per delle finalità assolutamente nobili, però appunto garantisce anche una maggiore visibilità al nostro territorio, non solo a livello mediatico, ma anche proprio a livello del territorio, di tutto un po' anche l'indotto che ne deriva, soprattutto anche in vista delle nostre, dal punto di vista delle nostre strutture sportive, che ne abbiamo appunto anche a Lignano di alto livello, ma anche appunto a Trieste e Udine. È una soddisfazione per tutti noi e soprattutto anche per i due atenei che si stanno impegnando già da diversi anni nel promuovere non solo l'offerta formativa ma anche appunto l'offerta sportiva dei corsi universitari. Ecco, rispostiamoci per un attimo però anche proprio in città, quindi a Trieste e a tutta quella immensa partita del Porto Vecchio in cui c'è naturalmente anche l'università, c'è davvero di tutto e su cui si punta molto per il futuro della nostra città. C'è stata la commissione trasparenza, no? Però come è andata? Insomma, è passata come un nulla di fatto. Sì, una commissione trasparenza richiesta dalla nostra consigliera comunale Alessandra Richetti,
per effettivamente fare chiarezza un po' di più su tutto l'iter amministrativo che è in corso in Portovecchio e poi anche in generale del project financing. È una commissione trasparenza che purtroppo non ha avuto nulla di trasparente, perché l'assessore Bertoli, che è l'assessore con la delega al Portovecchio, non ha voluto rispondere praticamente a nessuna domanda, con la scusa che i tecnici del comune non fossero presenti perché impegnati in un'attività di team building, quindi di quelle attività che si fanno per appunto fare gruppo. A me sinceramente è una scusa che sarà anche vera, però mi fa un po' sorridere, perché per una commissione trasparenza su un tema così importante per la nostra città, perché Portovecchio è un'area immensa che effettivamente noi abbiamo la possibilità di non ricostruire da zero, ma di plasmare in base alle necessità della nostra città e di chi la abita, di chi la vive. E invece una commissione di trasparenza in cui i consiglieri hanno fatto domande, hanno chiesto chiarimenti e l'assessore effettivamente non ha di fatto voluto rispondere. Nonostante per esempio fosse presente il responsabile unico del procedimento, in ogni caso l'assessore comunque non ha voluto rispondere, quindi i consiglieri non hanno avuto risposta rispetto alle loro domande. Ricordiamoci che il ruolo del Consiglio Comunale e dei consiglieri comunali è anche quello di poter, non dico per forza incalzare, però chiedere chiarimenti e trasparenza rispetto agli iter amministrativi all'interno del nostro comune. Questa cosa purtroppo non è avvenuta, è una brutta pagina, un'ennesima brutta pagina all'interno del Consiglio Comunale. E è anche emerso però un'altra cosa, questo l'assessore l'ha detto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha rilevato delle criticità amministrative, programmatiche, ambientali rispetto alla procedura, all'iter amministrativo in Portovecchio, anche grazie a delle osservazioni che diverse associazioni ambientaliste e di tutela culturali e anche noi come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato anche noi delle osservazioni nell'iter amministrativo, perché abbiamo ritenuto importante farlo. A seguito di tutte queste osservazioni pervenute dalla cittadinanza, la Regione appunto ha rilevato delle criticità che ha segnalato al Comune, che però l'assessore ha detto che probabilmente lui non sa ancora se effettivamente il Comune andrà a risolvere queste criticità evidenziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che mi sembra una cosa, non mi sembra una cosa assolutamente positiva, perché nel momento in cui ci sono delle criticità non solo burocratiche e amministrative, che poi se dovessero emergere in futuro ed essere fondate ci sarebbe un grosso problema, ma soprattutto anche ambientali, perché purtroppo nella nostra città abbiamo un'esigenza di maggiore verde pubblico, di alberi in giro. Adesso arriverà l'estate, guarda, sta settimana già siamo messi con le temperature abbastanza male, non voglio immaginare ad agosto o a luglio, quindi avere un maggiore verde pubblico anche all'interno di Portovecchio potrebbe assolutamente evitare le cosiddette isole di calore. Ci sono quindi delle criticità ambientali, ma il Comune pare che non provvederà a risolvere questo tipo di criticità, e questo ovviamente è un problema. Purtroppo questa Commissione Trasparenza non ha potuto fare il suo lavoro, era un'occasione, non dico unica, però sono rare le occasioni in cui i consiglieri comunali, soprattutto qua a Trieste, hanno la possibilità di poter fare chiarezza su tutti questi procedimenti, tutti questi processi anche di grande impatto che la nostra città sta affrontando. Purtroppo anche questa volta non è andata avanti per colpa dell'assessore Bertoli e quindi della giunta di piazza, e speriamo ovviamente che in un futuro prossimo dovesse essere riconvocata una commissione trasparenza su questo tema, i tecnici non siano impegnati in queste cosiddette attività di team building, perché il loro primo, dal mio punto di vista, dovere chiaramente è lavorare negli uffici, svolgere il loro lavoro, ma anche hanno una responsabilità rispetto alla cittadinanza attraverso il Consiglio Comunale. E questa cosa qui la considero abbastanza grave, e la consideriamo abbastanza grave non solo come Movimento 5 Stelle, ma di fatto anche come tutte le altre opposizioni, e speriamo che venga fatta maggiore chiarezza sull'iter di Portovecchio, sulla riqualificazione di Portovecchio, perché è veramente importante, ed è importante che quell'area non diventi un'area in cui fare, come dire, un'area svenduta a pezzi,
magari anche effettivamente a residenti che però per esempio non residenti, a persone che non abitano qua, non abiterebbero qua a Trieste, ma magari sono turisti, austriaci, tedeschi, che hanno i soldi per comprare magari appartamenti futuri in Portovecchio, ma che effettivamente la città non la potranno vivere, e quella zona lì, quelle zone residenziali una seconda rimarrà Porto Piccolo, e esattamente, sarebbe veramente un peccato. Ovviamente ci sarà l'università, alcuni uffici della regione, e ci saranno diverse cose sono anche positive del progetto di riqualificazione di Portovecchio. La questione della residenzialità, secondo me, su quella questione deve essere fatta chiarezza, e dobbiamo tutelare non solo la città, i residenti, chi vive Trieste, ma anche questa nuova area che sta venendo riqualificata. Allora, c'è una telefonata in arrivo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buondì. Buongiorno. Emissione radio. Autovia di Isola 116. Vladio? Scusi, Flavio? Sì. Ok. Siamo via di Isola 116. Ma capire non sono disastro, ma capire. Non sentiamo bene la telefonata, Flavio. Non so se sta parlando con un viva voce, forse? No. Non Dario Marigli, Dario. Non riesco davvero a capire le parole perché si sente malissimo. Non so, provi a richiamarci, Flavio, non riusciamo a capire. Mi dispiace, era molto disturbata. Sì, può essere, magari riprovando. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, sempre in compagnia di Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Allora, c'è già una telefonata in arrivo, vediamo se riusciamo a sentirci o se c'è qualche problema. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Buongiorno a lei. Vladi, buongiorno a lei. Buongiorno. Sappiamo bene che le parole pesano come pietre, ma qualche volta vengono fatte passare velocemente quando c'è qualcuno a cui non è tanto gradito ascoltarle. Alcuni giorni fa una rappresentanza dei vari partiti progressisti, tra cui c'era una gentile signora del Movimento 5 Stelle, si sono presentati in Piazza Libertà per protestare, per testimoniare la contrarietà alla recinzione di quella piazza. Io voglio mi piace ricordare che tutti i giardini e i parchi più importanti di Trieste sono recintati e vengono chiusi non già alla notte ma anche di primo pomeriggio. Giardino Basevi prima di tutto, il parco di Via Rivoltella, Giardino Basevi, il comprensorio di San Giovanni dell'ex casa di cura psichiatrica e quant'altro. È una cartolina, è la prima visione che c'è. Sì. Da chi arriva fuori Trieste, vedere il degrado di Piazza Libertà. Quindi non so quale sia, o forse lo immagino, quale sia il motivo di non voler recintare la piazza dove c'è anche la statua di Sissi e quant'altro. Capito, quindi evidentemente Vladi, lei è favorevole insomma alla recinzione, va bene. Grazie della telefonata, penso possa rispondere, sì, no? Perché assolutamente. avete sempre espresso contrarietà invece. Esattamente, no? Parto dal fatto che hanno hanno già allocato 1.200.000 euro di fondi comunali per questa recinzione. Ora io non so il signor Vladi, ma io andando prevalentemente in giro in bus, raramente in auto in città, ma per esempio la qualità delle strade e dei marciapiedi, io penso a Piazza Casali dove il tram molla il suo carrello, dove mollava il suo carrello alla fine di via Commerciale. C'è una piazza, si chiama Piazza Casali, dove c'era anche una volta la sede di Confindustria, adesso c'è una pizzeria da sport, un baretto, un ostello, anche dei posteggi. La qualità di quella piazza è infima. Ci sono ancora delle vecchie rotaie che non vengono più utilizzate, ancora appunto vecchie del tram che non vengono più utilizzate, ma
proprio differenti rispetto a quelle che di norma utilizzerebbe il tram. Ci sono altri punti in città, prima forse si accennava via Rossetti, ma ce ne sono tranquillamente anche altri in cui non solo le strade e le asfaltature sono in uno stato pessimo, ma anche la qualità e la pulizia dei marciapiedi sono in uno stato critico. L'illuminazione pubblica, almeno io abito a Upicina, posso dire chiaramente che a Upicina è pessima, perché almeno con l'appalto precedente uno chiamava, in 2 giorni arrivava la ditta, cambiava, aggiustava l'illuminazione pubblica ed era come prima, e c'è anche lì una questione della sicurezza. Adesso invece abbiamo tipo tutta la zona dopo la Grania andando verso Fernetti, che la sera sembra di stare, alcuni momenti, di stare in una via normale di Trieste illuminata la sera o la notte, e un altro momento sembra di stare in pieno bosco, posto che amo anche il bosco, ma visto che lì ci passa la gente forse non è il massimo. Quindi 1.200.000 euro che potrebbero essere spesi in ben altre misure nella nostra città, messi per una recinzione che non solo non risolverebbe il problema, perché questa recinzione, cioè nel momento in cui si va a recintare una piazza, un luogo o una zona che può essere, che è in stato di degrado per una serie di ragioni, tu semplicemente quel degrado lo vai a spostare. È lo stesso concetto delle zone rosse, che effettivamente andavano a spostare la criminalità dove queste zone rosse effettivamente non c'erano. Uguale la recinzione, nel momento in cui si andrebbe a recintare Piazza della Libertà, addirittura si rischierebbe che i casi più eclatanti di diciamo criminalità, microcriminalità, andrebbero addirittura verso la stazione, quindi ancora più vicino rispetto a dove effettivamente arriverebbero turisti e pendolari. Inoltre, il punto di Piazza Libertà non è tanto gli atti di criminalità, sono avvenuti gli accoltellamenti, sì, è vero, è fondamentale in generale in tutta la nostra città, basterebbe vedersi appunto i TG di Tele4 che spesso mostrano anche i fatti di cronaca che avvengono nella nostra città ogni 2 giorni praticamente. Servirebbe chiaramente una maggiore presenza delle forze dell'ordine nella nostra città e non magari sui confini, in cui effettivamente ho letto un comunicato stampa del SULP, che è uno dei maggiori sindacati di polizia in Italia, che ancora lamentava l'inutilità della chiusura delle frontiere, perché di fatto non è neanche una chiusura, perché basta, io poi vado a camminare in bosco e posso andare in Slovenia per fortuna, certo, per un sentiero, in qualunque minuto senza alcun controllo, per cui ovviamente non meravigliamoci se comunque i migranti irregolari continuano ad essere presenti, proprio perché quello lì è un controllo di facciata che serve solamente al governo Meloni e al centrodestra per poter dire che loro sull'immigrazione stanno facendo qualcosa, quando di fatto abbiamo tutti visto che non è così. Se quegli poliziotti in generale potessero essere nelle nostre città, non dico solo a Trieste, ma anche a Udine, anche a Pordenone, anche a Gorizia e anche in tutte le altre città italiane, se quei poliziotti, quelle forze dell'ordine potessero effettivamente fare anche ciò per cui loro hanno scelto uno dei motivi per cui loro hanno scelto di entrare a far parte delle forze dell'ordine, ovvero quello di poter contribuire a difendere e a sostenere la nostra comunità, allora forse le nostre città sarebbero molto più sicure. Purtroppo invece così non è, perché le questure sono sotto di personale. Sempre in questo comunicato stampa del sindacato di polizia si lamentava appunto come anche gli uffici dell'immigrazione effettivamente non hanno personale a sufficienza, di conseguenza loro devono fare tutte le procedure, tutte le carte a queste persone che arrivano. E siamo tutti consapevoli che ogni mattina c'è la fila davanti alla questura di queste persone che vanno lì la mattina per poter effettivamente fare le carte, e infatti poi dopo diventano la maggior parte regolari. E poi c'è un tema relativo anche proprio ai centri, anche se di bassa soglia, ma ai centri dove far stare queste persone, perché le persone che per esempio spesso trovano effettivamente a dormire in Portovecchio, in Piazza Libertà, hanno visto che loro hanno già fatto le carte e l'iter procedurali per essere, anche se momentaneamente, regolarizzati sul nostro territorio. Però effettivamente loro poi dopo che hanno fatto la carta, dove vanno? Vanno dove sanno che c'è un supporto che gli dà una mano, cosa che invece che può essere semplicemente cibo e un minimo appunto di viveri per poter umanamente sopravvivere.
E quindi effettivamente ci sono delle associazioni che fanno questo, ma perché fanno questo? Perché il comune e gli enti in generale pubblici che dovrebbero invece, che hanno questa responsabilità, ma che effettivamente non fanno nulla per fornire questi servizi essenziali, appunto arrivano queste associazioni, fanno loro il compito delle istituzioni, e quindi effettivamente si crea, per esempio in Piazza della Libertà, delle situazioni in cui sono presenti i migranti, perché poi sono presenti lì e perché sono presenti tutte le stazioni in giro per l'Europa e per il mondo, perché le stazioni sono uno dei punti principali, uno degli snodi per cui effettivamente sia chi è regolare e chi no effettivamente ha modalità poi di muoversi in giro, quindi quello diventa uno dei fulcri più importanti. Quindi chiudendo la Piazza Libertà effettivamente non andremo assolutamente a risolvere questo problema, anzi lo sposteremmo dove? In Largo Santos? Boh, forse no, perché è semplicemente della ghiaia messa lì, ma forse di nuovo in Porto Vecchio, o forse di nuovo dove c'era l'ex Silos, o forse nel posteggio sopra il Silos. Cioè, sarebbe da ragionare in una maniera leggermente più ampia, capire come gestire questa, chiamiamola, emergenza, ed effettivamente non creare altri problemi, perché con la recinzione della piazza, oltre a spendere 1.200.000 euro, come già detto, che potrebbero essere spesi in altre maniere molto più intelligenti per migliorare la vita a tutti noi triestini e triestine, effettivamente noi andremo solamente a spostare il problema. E infatti è una cosa che anche ho avuto un confronto con anche l'esponente della Lega Giovani, quindi anche una parte del centrodestra, era qualche settimana fa, e anche lui ha detto che è contrario alla recinzione in Piazza Libertà, e quindi ho detto finalmente che anche il responsabile della Lega Giovani ha capito, e spero farà capire anche ai suoi compagni di partito, che effettivamente spendere 1.200.000 euro per una misura che effettivamente non andrebbe a risolvere il problema è uno spreco dei nostri soldi pubblici, delle tasse di tutti noi che le paghiamo. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è con noi? Buongiorno. Buongiorno Marino. Marino, buongiorno. Buongiorno cara. Quando che sento questi giovinotti che parla di 1 milione, non dico se recintarono o no, ma questo giovinotto non può permettersi di parlare di spese quando la sua parrocchia ha speso miliardi per il 110, quando in quella sua parrocchia era quella signorina che ha inventato i banchi con le rodelle, miliardi adesso si scovati a Venezia, e adesso viene in televisione a dire 1 milione spendi. Ma non la si vergogna, giovinotto? Ma no, vabbè, dai, adesso... assolutamente non ho educati, nulla da vergognarmi, qua, ma sì, non è per me, non è nessun problema, per amor di Dio, capisco anche, come dire, la voglia anche di potersi esprimere. Purtroppo sono delle... Gli sprechi, no? Sì, purtroppo sono delle fake news che sono andate avanti per ormai diversi anni, che hanno alimentato soprattutto Giorgia Meloni per poter andare al governo e fare i danni che sta facendo. Io ricordo che il super bonus 110%, che era una misura temporanea per rilanciare l'economia dopo il Covid, che è stata creata da noi, dal governo Conte 2, poi è caduto nel febbraio 2021 il governo Conte 2, è arrivato il governo Draghi, e quindi è arrivato ministro Giancarlo Giorgetti della Lega, che è tuttora ministro dell'economia. Quindi dal febbraio 2021 fino ad adesso c'è stato, ha gestito il super bonus un ministro della Lega. Noi abbiamo avuto l'idea temporanea che durasse 2 anni, poi tutti i partiti nell'arco parlamentare hanno proposto proroghe, di aumentare la possibilità a chi dare questo bonus, con Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, che anche loro hanno detto no, noi stiamo dalla parte degli esodati del super bonus. Gli esodati del super bonus sono coloro che hanno chiesto di usufruire di questa agevolazione, ma che poi effettivamente non ne hanno avuto diritto, perché la norma è stata cambiata mi pare 20 volte. Cioè voi immaginatevi una norma temporanea durata di 2 anni per rilanciare l'economia nel post-Covid, che viene modificata 20 volte da anche tutti gli altri partiti nell'arco parlamentare, da sinistra a destra. Effettivamente ha creato solamente problemi, e in tutto questo tempo è stata gestita in primis
dalla Lega, da Giancarlo Giorgetti della Lega. Per cui io sinceramente questa critica del superbonus, nonostante tra l'altro sia anni e ormai mesi che andiamo a dire sempre la stessa cosa e la gente continua, forse la gente, no, chi poi va avanti a dire questa baggianata continua forse a far finta di non capire o non voler capire, la questione dei banchi a rotelle. Non è un ministro che sceglie di avere dei banchi a rotelle o di avere una seggiola coi braccioli o di avere una seggiola col banco che si gira sopra, non è il ministro che sceglie gli arredi scolastici, il ministro dà delle indicazioni che poi il Ministero attraverso i suoi uffici va ad applicare. All'interno del Ministero dell'Istruzione del governo Conte II, prima ancora che arrivasse il Covid, perché poi viene sempre detto i banchi a rotelle e il Covid, le questioni non sono correlate, era stata avviata una procedura per il rinnovo degli arredi delle scuole italiane. Ora, io non so il signore che età abbia, io quando c'era il governo Conte II andavo, mi pare, ancora in quarta superiore o in terza superiore. Per cui effettivamente posso garantire, nonostante devo dire che sia il Volta che ho fatto io, ma che nelle scuole triestine effettivamente gli arredi siano anche di buona qualità, in buono stato, e anche i dirigenti scolastici fanno il possibile per poter garantire questa qualità dell'insegnamento agli studenti e anche a chi lavora effettivamente, gli insegnanti nelle scuole. Bisogna dire che nella maggior parte delle scuole italiane purtroppo c'era un problema legato, e c'è forse anche tuttora, un problema legato agli arredamenti scolastici, i banchi, le seggiole, per fortuna adesso stanno mettendo le lavagne anche quelle digitali, ma anche le lavagne quelle classiche, numerose avevano problemi, le palestre presentano dei problemi, le attrezzature sportive nelle palestre spesso sono carenti, per cui il governo Conte II cosa decide di fare? Decide di stanziare dei soldi per gli arredi scolastici. Nel momento in cui uno stanzia dei soldi per gli arredi scolastici, i dirigenti scolastici possono scegliere da una lista di arredi che vengono, come dire, approvati a livello nazionale dal Ministero, e dentro ci può essere di tutto, tra cui anche i banchi a rotelle che io ho anche avuto al Volta in quarta superiore, ma è una scelta che fa il dirigente scolastico. Non è una scelta che fa il ministro, insomma, sono i dirigenti scolastici che hanno chiesto questa cosa qui. Nel laboratorio di scienze, che purtroppo hanno finito di ristrutturare quando io ho finito la quinta, per cui effettivamente non ho potuto usufruire, ma al Volta hanno rifatto totalmente il laboratorio di scienze e l'hanno fatto anche con dei fondi europei in una maniera veramente impeccabile. Hanno messo dei banchi a forma trapezoidale con anche le rotelle, per poter fare delle disposizioni particolari per dei lavori di gruppo all'interno del banco. Ma sono stati gli insegnanti di scienze e il dirigente scolastico che hanno scelto di fare questo tipo di arredi per promuovere un certo tipo di didattica. Stessa cosa anche per i banchi a rotelle. Ovviamente questa cosa purtroppo ha avuto la coincidenza del Covid, per cui quell'iter amministrativo del rinnovo degli arredi scolastici si è concluso in concomitanza con la chiusura delle scuole e il conseguente riavvio della didattica in presenza nel 2021, perché il 2020, secondo quadrimestre del 2020, è stato fatto a distanza con la famosa DAD, la didattica a distanza. La famigerata. Famigerata, esatto. Nel 2021 sono riprese ad alternanza, a seconda delle scuole delle regioni e delle famose zone, no, che c'erano colorate, la ripresa della didattica in presenza. E poi devo essere sincero, a noi per esempio al Volta, che avevamo una classe che era relativamente piccola al pian terreno, questo tipo di banchi ci ha aiutato con il distanziamento. Come sapete, nel 2021, con il rientro della didattica in presenza, erano da mantenere delle distanze tra la cattedra, tra i diversi banchi, e quindi effettivamente questa possibilità di banchi a rotelle a noi personalmente ha agevolato, e lo dico anche senza problemi. Cioè, nel nord Europa sono anche abituati a questo tipo di didattica che sia innovativa. Se è stato uno spreco, vedasi queste notizie che sono passate anche qualche anno fa, di questi banchi che poi sono stati buttati via o robe del genere, e chiaramente, posto che c'è sempre una responsabilità del dirigente scolastico, ma anche quel tipo di azioni lì, quindi nel momento in cui tu acquisti un arredo scolastico e poi lo vai a buttare via per chissà quale ragione, perché effettivamente se tu non lo utilizzi ci sono degli iter amministrativi per poter magari dare quegli arredi scolastici ad altri istituti, esempio, che ne hanno bisogno. Certo. Se quegli banchi sono, e questo vale per tutti gli arredi scolastici, nel momento in cui
quei banchi o una seggiola, indifferente, viene buttato via e però è ancora utilizzabile, allora un comportamento del genere va perseguito, perché tu vai effettivamente a recare un danno economico alla collettività, perché dei soldi pubblici sono stati spesi per il rinnovo delle attrezzature, degli arredamenti scolastici, e se poi i dirigenti scolastici, quei pochi, perché si contano probabilmente su una mano in tutta Italia, hanno deciso di non poi usufruire e quindi di buttarli via o regalarli, venderli, emerge un po' sempre... Perché poi queste notizie vengono sempre strumentalizzate, per cui non si capisce mai veramente dove stia la verità rispetto a quello che accade sul territorio. Esattamente, poi effettivamente è un comportamento quello lì da perseguire, però ripeto, quelle scelte dei banchi a rotelle sono state fatte dai dirigenti scolastici che, parentesi, fanno un ottimo lavoro. Personalmente li conosco alcuni qui a Trieste, ma in tutta Italia ci sono veramente dirigenti scolastici e insegnanti che fanno il loro lavoro in condizioni non solo di precarietà di lavoro, ma anche proprio precarietà strutturale delle strutture scolastiche e degli arredi. Allora, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, l'ultima pausa della mattinata, subito dopo torneremo ancora in studio con Enrico Sossi, a fra poco. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia di Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle, c'è già una telefonata in arrivo, ma prima volevo dare lettura di una segnalazione che ci fa una signora che si chiama Daniela, che ci segue sempre, dice: buongiorno a tutti, sfiorata tragedia poco fa, un pilone del cantiere ex Fiera crollato in mezzo alla strada, ci poteva scappare il morto, non sanno lavorare, molti cantieri sono messi su da stranieri oppure lavorano persone che non sanno quello che fanno, insomma è arrabbiata la signora Daniela, è molto impressionata, come lo siamo noi naturalmente, di questa notizia, insomma pare sia caduto proprio un pilone su un'auto addirittura, no? Non ho capito un'auto bene, in transito, sì, quindi poteva davvero grave. Essere una cosa grave, sì. Andremo a verificare ancora la notizia e tutto quello che è successo, ma intanto insomma era giusto darvi conto di questo che ci ha segnalato la signora Daniela. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? È caduta la linea? Ok, allora invitiamo sempre i nostri telespettatori a ritelefonarci eventualmente. Renata ci scrive: mi pare che ormai l'opposizione, non sapendo proporre soluzioni a problemi della città, ha da ridire su tutto. Se si fa perché si fa, se non si fa perché non si fa. Cioè, questa è una critica che forse vi sentite rivolgere spesso. Spesso, ma io ripeto la proposta che ho fatto prima. I poliziotti che stanno al confine e che non possono fare il loro lavoro, li mettiamo nel centro città. Li mettiamo in Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, Piazza Venezia, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, quando serve. I poliziotti devono essere a disposizione delle volanti e della questura, non sui confini, a effettivamente non poter fare praticamente nulla, perché ogni tanto passa il passeur, il trafficante di migranti che ingenuamente passa per il confine di Fernetti, ma altrimenti questo blocco ai confini, che alla fine consiste semplicemente in questi agenti di polizia e militari che stanno al confine e che effettivamente dicono ai triestini di andare avanti perché ovviamente non vogliono, come dire, rompere le scatole ai triestini residenti, ma ovviamente si possono generare dei disagi al confine, code. Ogni tanto sì, qualche controllo, ma vi ricordo che i controlli ai confini sono stati attivati per la questione, dicevano, terroristica e migratoria, quando a saputo era scoppiato dopo il 7 ottobre. Esatto, esattamente. Ma effettivamente abbiamo tutti visto in questi anni, dal 2023, che è una cosa totalmente inutile, e invece nelle nostre città e in questura mancano i poliziotti. Allora la nostra proposta è semplice sul tema della sicurezza, per esempio qui a Trieste. I poliziotti che stanno ai confine, ai valichi maggiori, perché come ho già detto prima tutti gli altri non sono coperti e quindi tutti i migranti passano praticamente per il bosco, come già avveniva anni fa e avviene tuttora. I poliziotti li mettiamo nelle piazze, nelle vie, a tutela dei cittadini
dei triestini che effettivamente in numerose occasioni non possono uscire di casa tranquilli. C'è un tema che è quello della percezione della sicurezza, ma che deriva proprio dal fatto che la presenza delle forze dell'ordine sul territorio è carente, ma questo purtroppo a conseguenza di scelte politiche fatte dal governo nazionale per pura propaganda, e nel frattempo chi ci rimette siamo tutti noi residenti e tutti coloro che vivono la nostra città e il nostro territorio. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Silvia. Silvia, buongiorno. Salve. Buongiorno, io volevo dire al vostro gentilissimo, troppo gentile ospite che ha perso troppo tempo prezioso per rispondere a quel signore non altrettanto educato. Perché allora chi chiama di solito sono quelli dell'opposizione, chiaramente, no? Che fanno quel tipo di telefonate. Non ho mai sentito uno o una che avesse telefonato elogiando e soprattutto mettendoci al corrente di qualcosa di buono che ha fatto questo governo, quello che loro hanno votato, perché io sto ancora aspettando un programma decente che abbia fatto migliorare la vita dei nostri cittadini. Esatto. Io potrei raccontare la mia esperienza, ma non ho voglia di spiattellarla lì, e posso assicurare che la mia vita è molto peggiorata con i provvedimenti di questo governo. Ora, il signore così poco educato si può vergognare lui per il suo modo di fare, innanzitutto, che essendo una persona in età dovrebbe dare il buon esempio. Ecco, io di solito quando chiamo cerco di essere educata, di non offendere. E lo apprezziamo sicuramente, Silvia, grazie. E poi volevo dire che dica lui quello che di buono ha fatto il governo attuale. Chiarissimo, grazie Silvia, buona giornata a lei. Allora, questa è la posizione, insomma, della nostra telespettatrice, no? Sì, ma come dire, concordo, mi fa piacere e la ringrazio. Io appunto concordo con la signora Silvia, perché io ogni volta che mi viene appunto un cittadino, una persona, un conoscente, chiunque viene a effettivamente come dire, a criticare anche l'operato politico della mia forza politica, cosa assolutamente legittima e che io anche incentivo a fare, nel senso che chi mi conosce sa che io anche tutte queste critiche che ci vengono fatte io le ascolto tranquillamente, se possibile, se lo ritengo, cerco di rispondere fornendo la mia versione, però effettivamente tutti coloro che come dire, sostengono l'attuale governo di centrodestra e che effettivamente continuano a criticare le opposizioni, il loro operato in passato, non dicono mai, non hanno mai, ma proprio perché non possono, perché non esiste una misura effettivamente positiva del governo nazionale, una riforma. L'unica riforma che hanno provato a portare avanti è stata clamorosamente bocciata dalla cittadinanza. E questa cosa, parentesi, mi ha dato anche una grande soddisfazione per il lavoro che siamo riusciti a fare assieme alla cittadinanza per fare divulgazione sui danni che avrebbe risultato il referendum sulla magistratura. Quella è l'unica riforma che stanno provando a fare, che avevano provato a fare e non ce l'hanno fatta perché i cittadini stessi attraverso un referendum li hanno bocciati. E loro adesso continuano appunto a alimentare polemiche strumentali su, abbiamo sentito, super bonus, banchi a rotelle, ma sono sempre le stesse cose, perché non hanno altri argomenti, non hanno da fare proposte. Io quando prima ho avuto la possibilità di poter parlare dei campionati nazionali universitari, avevo il sorriso solo l'idea di poterlo fare, perché finalmente c'è la possibilità di portare anche una notizia positiva ogni tanto, sempre, perché ci sono sempre giustamente anche polemiche e critiche, tutto più che legittimo, però finalmente ogni tanto che ci sia anche una notizia positiva, che noi, pur essendo l'opposizione, anche in consiglio regionale abbiamo una sola consigliera, ma nonostante questo siamo riusciti a portare a casa un piccolo risultato da parte nostra, che però può garantire un grande successo per tutta la nostra regione e per i giovani. Purtroppo loro non hanno questo tipo di argomenti. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono dottoressa Cuccarella buongiorno. E buongiorno, sono gentile ospite, Buongiorno. Sono Attilio. Attilio, buongiorno. Salve. Buongiorno. Allora, prima di tutto concordo, pur appartenendo come, diciamo, credo politico a quello che è il governo attuale,
diciamo, e quindi non a un governo di centrosinistra. Comunque concordo pienamente con quello che ha detto la telespettatrice precedente, mi dissocio completamente dall'approccio con cui si è posto il signore che ha chiamato prima. Detto ciò, diciamo che è stato fatto al suo ospite una domanda riguardo, anzi una considerazione prima una domanda di questo signore riguardo 110. Sì. Ok, allora io cerco di essere sintetico, diciamo che il 110 è stata una delle grandi innovazioni, e quindi, ripeto, sto parlando bene di quello che è stata una logica dell'opposizione, quindi per dire, è stata un'innovazione unica nel suo genere, per cui l'Italia, anche in una logica di rinnovamento delle capacità di produzione di energia, ha perso un grande treno, perché si sarebbe potuto applicare anche al comparto industriale, visto che noi siamo uno Stato energivoro. Sul fatto che sono stati diciamo spesi miliardi e così via, sono cose che dicono persone che non conoscono la logica del 110 e la confondono con quello che è il bonus 90, ed è lì che sono stati fatti gli investimenti sbagliati, perché non c'era congruità di prezzo nelle lavorazioni e nei materiali. E quindi una facciata che poteva costare 50.000 euro è diventata, adesso faccio un numero a caso, è iniziata a costare 100.000, perché non c'era congruità di prezzo, mentre nel 110 lo Stato sostanzialmente ha creato un sistema dove c'erano limiti di prezzo per ogni singolo elemento e lavorazione, e quindi non era possibile aumentare i prezzi di misura, tutto era assolutamente controllato. Poi, per carità, diciamo che si può sempre, l'italiano fatta le leggi gabbato lo santo, ed è stato anche fatto in alcuni casi, insomma, è successo, no? E per fortuna sono stati anche perseguiti dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura quando hanno fatto, quando ci sono state delle truffe. Mi scusi Attilio se l'ho interrotta, stava proseguendo. Ho paura che sia caduta la linea, ci dispiace. Comunque pareva di capire il signor Attilio che è stata una grande innovazione, però una sorta di treno perso, perché non è stata applicata anche al comparto industriale, quindi anche alla produzione, magari all'autonomia energetica, ecco, diciamo sì, a me così. Appunto fa piacere innanzitutto che il signor Attilio, che ringrazio, abbia fatto anche chiarezza rispetto ad alcuni temi, come anche i famosi preziari che erano presenti all'interno della misura del super bonus 110%, e un altro tema molto importante che secondo me ha toccato è quello dell'autonomia energetica, cosa che è assolutamente strategica non solo per il nostro paese, ma io penso che debba essere strategica a livello europeo, nel momento in cui noi abbiamo un solare, degli impianti di produzione di energia rinnovabile solari che producono tanto in un periodo dell'anno, magari in Nord Europa, in Centro Europa abbiamo degli impianti eolici che possono anche loro in determinati momenti dell'anno produrre tanta energia. Se noi riuscissimo a mettere a sistema a livello europeo la produzione di energia e il consumo di energia, forse finalmente da questo punto di vista riusciremmo a essere autonomi rispetto a tutte le altre potenze mondiali, dagli Stati Uniti alla Russia a chiunque. L'importante secondo me è che si possa raggiungere un livello di autonomia strategica che passa attraverso ovviamente un'autonomia energetica a livello europeo, per poter effettivamente anche noi essere, come dire, poter decidere liberamente su tante altre cose. E quindi questo dell'autonomia energetica è anche quindi che passa anche attraverso non solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche attraverso per esempio l'isolamento termico degli immobili, cosa che il superbonus ha portato avanti, che poi, parentesi, inciso, questo miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili è stato anche richiesto dall'Unione Europea, per cui in tutti gli altri paesi europei si stanno facendo delle misure, anche se differenti, per poter raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza energetica dei nostri immobili, non solo residenziali ma anche industriali, pubblici.
E il superbonus è nato in questo senso e ha aiutato tanto in questo senso, e adesso dobbiamo ovviamente proseguire con questa maggiore e continuare il processo di efficientamento energetico dei nostri immobili, a partire assolutamente, concordo anch'io, da quelli industriali, ma anche dalla residenzialità pubblica, e quindi anche in generale, poi anche ovviamente da quella privata, e proprio per raggiungere sempre più, passo dopo passo, un'autonomia energetica che penso sia fondamentale per garantirci uno sviluppo futuro in autonomia e quindi anche indipendenza. Allora, un'ultima telefonata per questa puntata. Pronto, buongiorno, chi è con noi? Salve. Sono sempre Attilio, ecco, la linea. Volevo solo completare in un minuto quello che stavo per dire. Sì. Semplicemente questo: la vera innovazione del 110 è stata la possibilità di cedere il credito, perché i crediti esistevano già prima per le ristrutturazioni, adesso al di là delle percentuali, mentre la cessione del credito è stata la grande vera innovazione da un lato. E ricordo agli telespettatori che il 110 ha portato anche all'emersione di tantissimi abusi edilizi e a un gettito fiscale per il recupero, e in più, concludendo, ha portato a una grande maggior difficoltà all'evasione delle aziende edili, non tutte per carità dei signori, in un settore dove sappiamo l'edilizia, diciamo che quello che si chiama l'evasione fiscale, ovvero il nero, per moltissimi anni è stato che l'ha fatto da padrona. In questo caso, attraverso le logiche e le regole del 110, ciò diventava, se non impossibile, molto più complesso, quindi con un maggiore gettito per lo Stato e per il beneficio di tutti i cittadini. Vi ringrazio molto e buona giornata. Grazie a lei, Attilio. Insomma, completava il suo discorso, no, Attilio? Sì, certo. E poi tra l'altro rispolverata questa questione, anche hanno fatto una domanda simile al presidente Conte, mi pare ieri, oggi, una roba recentemente, anche lui ha fatto notare, il presidente Conte, come senza il super bonus nella ripresa post-Covid non avremmo potuto avere l'aumento del PIL del 5,1%, che ovviamente una parte di questo aumento del PIL è stato dovuto al fatto che era calato per via del lockdown nel 2020, ma senza questa misura è stato stimato che l'aumento del PIL sarebbe stato solamente del 3,1%, quindi questa misura effettivamente, riuscendo ad alimentare il settore dell'edilizia con anche una maggiore regolamentazione e quindi emersione del nero e maggiore gettito fiscale per lo Stato, effettivamente ha contribuito notevolmente alla ripresa del prodotto interno lordo appunto nel post-Covid, che è una cosa che era assolutamente fondamentale per il nostro paese, perché poi dall'edilizia c'è tutto l'indotto e proprio l'intero, un po' tutta l'economia riparte, come abbiamo visto dall'aumento del PIL. Riprende. Allora, grazie a Enrico Sossi per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste, la trasmissione. Grazie e grazie a tutti voi che ci avete seguito e buona giornata a tutti.